Buonasera a tutti. Siamo stati contattati da un noto ente di Padova per svolgere una particolare indagine in un sito molto particolare. State con noi. Io mi soffermerei qua. Mi attrae tantissimo questa angeli, chiesa. Si dice che gli oggetti possono acquisire l'essenza di chi li ha posseduti. Soggetti sensibili sono in grado di visualizzare immagini mentali dei proprietari di un oggetto anche solo sfiorandolo con le mani. Si dice che se il possessore dell'oggetto muore per morte violenta o improvvisa, potrebbe crearsi un legame con quegli oggetti che ha amato in vita. Da qui al nuovo possessore potrebbero causare fastidi, ovvero verificarsi casi di poltergeist, apparizioni, visioni di ombre. Può un oggetto conservare lo spirito di chi l'ha posseduto? Può un'anima continuare a restare legata a un oggetto? Il Ghost Hunter Padova è qui per indagare. C'è una cassa? Ah, si è accesa la cassa? Si accende anche la luce? Ho visto che si è accesa la luce sopra. E la cassa? Interferenza? Se vuole parlare. Guarda, filo diffusione, spento. Ho visto che si è illuminato sopra là. Dove? Sopra là era proprio partita la cassa. Ma perché qua c'è qualcosa di strano? C'è una sorta di energia di freddo qua, Sì, infatti si sente, è cambiata temperatura. Qui prima si è sentito muovere qua. Ok? E sono venuto fino a qua. E si è sentito muovere qua. A un certo punto qua ho sentito un colpo. C'è una vetrina, non lo so, c'è una vetrina. C'è qualcosa, è che sono tutti quasi i Oh, passano già. vassoi.
ho sentito come tum. Dopo a un certo punto passa di qua, ok, come un qualcosa che mi passasse dietro, mi giro per guardare, cerco di vedere. Io ho visto che guardate in alto. Esatto, guardo in alto, sento quella in alto. Quella in alto, sì, mentre Qua qua è venuto sotto fuori una è il luce. quadro elettrico. Sì, l'ho vista. Eh, Io l'ho vista proiettata sopra, quindi non so dove era. e la cassa che si è accesa fa... Anche il riflesso. Io ho visto il riflesso che batteva sopra, ma era una luce abbastanza tenera. Cioè qui c'è una sorta di... Completamente Si scollegato. accende dallo stabile di fronte, ma c'è da saltare una strada per arrivare. l'abbiamo L'abbiamo Sì, sentito l'abbiamo tutti. sentito tutti. E la luce voleva comunicare sicuramente. Sì. L'ho sentito Ho anch'io. sentito battere io tipo i tamburi, tum. Fai la foto qua. Da te? Sì, è vero. Ascoltami, se vuoi dirci qualcosa lo fai sul registratore? Puoi dirci qualcosa? Mi stai seguendo? Persone che... Più persone Sì. legate a questi oggetti. Però si muovono. Sfuggono. Si fanno fare il giro, capito? Però qualcuno credo che mi abbia anche sciolato perché l'ho sentito. Però quello che ho sentito io è che ogni volta che camminiamo c'è una cassa e la cassa. E la Che ci cassa. segue. Sì, Adesso è esatto. qua, infatti. Ha una sorta di proprio di... Non è che siano tutte Ma si sono spente. Non so, Non c'è nessun qualche... attacco. Cioè, siamo partiti da là e cominciato da quella, siamo andati avanti, ho cominciato a sentire la cassa, suoni tac, tac. Hai capito? E siamo arrivati fino a qua. Cassa. Sì, C'è qualcuno. C'è una... C'è una donna. Se c'è qualcuno, mi accendi la pila? Sì. Hai visto? Hai visto? Hai visto? Cosa? Si accende la pila? Sì. Ce la fai a spegnerla? La spegni gradualmente o me la spegni proprio contemporaneamente? La spegni proprio del tutto? Ce la fai? Urco. Guarda. Si è acceso! Si è acceso! Come quello di prima. C'ero. Prima era di là? Il primo era di là. Era un altro. Sì, l'hai filmato? Qua, mettiti qua.
Qua c'è una corrente d'aria. Allora, questa notte si è appena conclusa un'indagine molto particolare. Volevo ringraziare le due personalità che ci hanno dato il permesso di svolgerla, il direttore Nicola Rossi e l'assistente Federica Tognona. Si conclude qui la nostra indagine, grazie e arrivederci. Buonanotte.